Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video del Mercato Batman Napoletano, come state? Spero tutto bene. In questo video andremo vi andrò a dire la classifica della Liga Spagnola e della Premier League e vi andrò a dire cosa ne penso delle posizioni di classifica di queste squadre. Non tutte le squadre come faccio con la Serie A, ma a fine classifica magari commento qualche squadra che sta sorprendendo e qualche squadra che non lo sta facendo, che sta andando male e dico la mia. Allora, partiamo dalla Liga Spagnola. Allora, l'ultimo posto Levante, Real, 19° posto Real Oviedo, Girona 18°, Valencia 17°, Osasuna 16°, Real Sociedad 15°, Mallorca 14°, Siviglia 13°, poi Rayo Vallecano 12°, Alaves 11°, Celta Vigo 10°, Elche nono, Getafe ottavo, settimo Athletic Bilbao, sesto Real Betis, quinto Espanyol, quarto Atletico Madrid, terzo Villarreal, secondo Real Madrid e primo Barcellona. Allora, io su questa classifica ho molto poco da dire, tranne per due o tre squadre, tra cui l'Elk, che è squadra neopromossa, sta facendo molto bene, essendo nona. Poi, vabbè, le altre due neopromosse, Real Oviedo e Levante, non è che stiano facendo proprio bene, perché il Levante ha 9 punti, nelle ultime 5 ha perso tutte e 5, e il Real Oviedo ha fatto decima, cioè a 10 punti ed è 19°, ha fatto nelle ultime 5 ha fatto poco meglio, ma di poco del Levante, perché ha totalizzato 3 pareggi e 2 sconfitte, quindi poco sta facendo bene. Poi il 18° Girona, che non lo so, da 1 o 2 anni sta facendo ma molto male, che la ritroviamo 18°, e poi a fine classifica, a fine stagione la ritroviamo 17°, 16°, 15°, cioè una squadra che quando ero piccolo io, quando avevo 6, 7, 8 anni, fino ai 10, faceva sempre bene il Girona. Vabbè, poi sul Betis pure stava facendo molto ma molto bene. Il Celta Vigo, metà classifica, ci può pure stare. Ora faccio un piccolo taglio, cerco la classifica della Premier League e faccio il taglio e poi rincomincio a registrare. Eccomi qua, ho fatto. Allora, partiamo. Allora, 20° posto, Wolverhampton, Burnley, 19°, West Ham, 18°, 17° Nottingham Forest, 16° Leeds United, 15° Brentford, 14° Bournemouth, scusatemi i tifosi del Bournemouth per la mia pronuncia, poi Fulham 13°, poi 12° Newcastle, poi 11° Tottenham, 10° Sunderland, 9° Brighton, poi 8° Everton, settimo Manchester United, sesto Liverpool, quinto Crystal Palace, poi quarto, scusate, Chelsea, terzo Aston Villa, secondo City e primo Arsenal. Allora, una squadra che proprio non mi è piaciuta è il Wolverhampton, che ne ha perse tutte, ha fatto 2 pareggi, nelle ultime 5 le ha perse tutte, e in totale
ne ha fatti due di pareggi. La stessa cosa il Burnley che ha totalizzato 10 punti, se non mi sbaglio qualche vittoria l'ha totalizzata, però ci sono stati molti pareggi e nelle ultime 5 le ha perse tutte. Vabbè, poi una squadra che non mi è piaciuta oltre a queste due è Nottingham, che fino a gennaio, febbraio della scorsa stagione era tipo quinta o quarta se non mi sbaglio. Vabbè. Liverpool sesto, però Liverpool in questo momento sta muoiata. Isaac è stato pagato 300, 200 milioni, un sacco, e non sta facendo tanto bene. Poi primo Arsenal, che nelle ultime 5 ne ha persa una, ne ha pareggiata un'altra e poi ne ha vinte le altre 3 le ha vinte. Tra l'altro il miglior marcatore fino in questo momento Erling Haaland con 15 gol. Il miglior assist man è Bruno Fernandes del Manchester United con 6 assist. Poi quello che ha preso più espulsioni è Casemiro dello United con una, e che ha preso più ammonizioni è Cristian Romero del Tottenham. Arsenal che è primo, sta facendo molto, molto bene. Tra l'altro lo United che si sta riprendendo piano piano dalla scorsa stagione, che si stava cioè si era appena salvato, era sedicesimo, diciassettesimo, una cosa del genere, adesso è settimo. Quindi si vede che qualche acquistino che hanno fatto in estate sta facendo bene, tranne alcuni nomi. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!